Buonasera a tutti ragazzi, quindi come avevamo detto, no, no, per il momento forse ancora no, a me. Comunque ragazzi, la notizia è questa qui, viene da fonti complottistiche, quindi non posso dire chi la dice, quindi l'ho saputa da amicizie. Vabbè, non è importante. Ciao Astro, chi ha detto questa notizia? L'importante è sapere che cos'è. Quindi, in effetti, secondo questa fonte, diciamo, complottistica, molto vicino a fonti certi, quindi dicono che hanno visto, anzi, hanno individuato, ciao Game, hanno individuato un oggetto diretto verso la Terra. Però ragazzi, non è un asteroide, quindi partiamo da questo come già avevo detto prima, ma è fatto di un materiale non riportato, diciamo, nella nostra classificazione. È caduto un pezzettino a Odessa e subito hanno prelevato quindi questo frammento, diciamo, subito hanno tolto la prova. Francesi, c'è un oggetto diretto verso la Terra, però non è un asteroide, quindi partiamo da questo. Quindi si presuppone, ragazzi, che sia un'astronave, quindi ciao Maria. Quindi in effetti è caduto questo pezzo a Odessa, quindi mi pare che sia Ucraina, Odessa. Quindi si tratta, secondo le fonti complottistiche, forse di un ipotetico attacco alieno, quindi non sappiamo se questi verranno in pace oppure no. Non si sa, purtroppo anche arrivando a questa fonte complottistica non si sa quando potrà avvenire questo incontro, diciamolo così, va. Quindi sì, sì, vai, puoi scrivere, Astro. Adesso Astro vi scriverà, ragazzi. Quindi diciamo, ragazzi, che non, non la vedo tanto bene perché secondo quanto detto è un corpo vivente, quindi non è un meteorite, quindi non sarebbe tipo un asteroide, un corpo vivente, quindi non credo che sia scritto Unknown Living Body, quindi significa corpo vivente sconosciuto, perlomeno l'inglese, la traduzione è questa qui. Quindi non sappiamo, non sarà un asteroide, quindi in rotta di collisione con la Terra. Mi fa pensare tipo quel film, che ne so ragazzi, avete mai visto quando quella serie TV che sta arrivando l'asteroide sulla Terra, cercano di deviarlo, poi all'improvviso scoprono che era un'astronave e si ferma davanti alla Terra. Prima avevano detto, non so se l'avete visto questa serie TV, quando cercano di, diciamo, di distruggere questo asteroide, ma poi in realtà scoprono che non è un asteroide e poi nel finale, poi questa c'è stata la continuazione, si ferma sopra la Terra e quindi non era un asteroide ma era un'astronave, quindi più o meno ho pensato la stessa cosa io. Il problema è capire che natura hanno, quindi un po' è questa, diciamo, che vengono in pace oppure no, no. Diciamo che questa cosa purtroppo è stata fatta perché Astro ve lo dice, quindi in effetti ragazzi è stato registrato da un radiotelescopio EP43C in Messico che ha ricevuto una risposta dopo 87 anni, quindi pensate un poco. Quindi lo sanno pochissime persone ragazzi, quindi diciamo che non sappiamo se questi sono cattivi, se si vogliono, perché abbiamo pensato anche che questa astronave fosse indistruttibile e si vorrebbe addirittura schiantare sulla Terra, quindi non sappiamo proprio nulla, quindi la notizia è che sta arrivando qualche cosa da lontano, quindi in effetti io, secondo me lo sbaglio più grande che io ripeto ragazzi è stare che non dovevamo contattare queste persone. Quindi secondo me gli alieni e tutte queste qua non dovevano essere contattati, cioè questo radiotelescopio ha mandato un messaggio e quindi l'ha ricevuto dopo 87 anni. Quindi capite, questo è il problema.
il problema è proprio questo, che secondo me non andava fatta questa, ragazzi, questa, diciamo, ciao Domitilla, questa notizia, cioè questa comunicazione con l'universo non andava fatta, perché poi vedi, capita qualche cosa, qualcuno e arriva qua. Ma può darsi pure che sta vicino, Game, non lo sappiamo, quindi capisci? Può darsi pure che sta molto vicino e noi sappiamo che sta lontano, questo non lo sappiamo in realtà, quindi sta arrivando, può darsi pure che sta già qui e non lo sappiamo, non la vediamo, non lo sappiamo, capisci? Quindi questo è un organismo vivente, ragazzi, quindi non è un asteroide. Quindi diciamo che è un casino, non si sa se quando arriverà e quindi è da aspettare, quindi purtroppo nessuno riesce a capire che cosa sono, che cosa vogliono, se è indistruttibile, se purtroppo non si capisce, ragazzi, perché purtroppo più di tanto anche quelli che lavorano a questa cosa, neanche loro sono certi di che cosa vogliono in effetti, quindi che ti dicono? Nessuno lo sa, neanche loro, quindi non è che quelli in effetti hanno ricevuto il segnale dal radiotelescopio e loro hanno risposto dopo 87 anni, quindi ma non si sa, Game, non si sa, quindi non si sa proprio nulla, si sa solo che è stata data questa risposta e ci sta questo oggetto che sta arrivando qui. Quindi forse saranno di più di uno e forse perciò questo pezzo è caduto a Odessa in Ucraina, quindi forse è tipo qualche cosa qui. Ciao Olivia, sì, sì. E come abbiamo detto pure noi, ho detto se la loro nave fosse indistruttibile, si potrebbe buttare sulla Terra e distruggerci, voglio fare un esempio, no? Oppure che ne so, vogliono invaderci, oppure vogliono parlarci, che ne sappiamo noi che cosa vogliono. Però una cosa è certa che è un corpo vivente. Ma non lo so, Domitilla, in effetti loro vedono solamente che ci sta qualcosa di grosso in arrivo sulla Terra e hanno risposto a una, no, diciamo, una nostra richiesta di 87 anni fa e adesso è arrivato sta notizia, diciamo, cioè la risposta, quindi dopo 87 anni il radio non si sa, Maria, questo è il problema, ho provato, neanche loro lo sanno in effetti questa notizia qua ha ricevuto la risposta dopo 87 anni. Mo' bisogna capire questi che come viaggiano, capisci? Se viaggiano alla velocità della luce, se vanno oltre, se riescono a piegare lo spazio-tempo. Si deve vedere tante cose, quindi se camminano, diciamo, più o meno sì, qualcosa sta arrivando, non so che, quindi non è un asteroide, è una cosa vivente, quindi non lo so. Quindi diciamo che la fonte complottistica dice questo, quindi purtroppo non si sa che cos'è, cosa vogliono, e non sappiamo se già sono qui, quindi non sappiamo nulla di nulla, ragazzi. In effetti la notizia è questa qui, però se hanno trovato un frammento a Odessa che sarebbe in Ucraina, allora secondo me, come dici tu, staranno già nei dintorni. Quindi non sappiamo anche perché se questi hanno, diciamo, come vi devo dire, se hanno la conoscenza, diciamolo così, no? Loro sono pure capaci di rendersi invisibili, è capace pure che sta sul cielo e noi non la vediamo, che ne sappiamo? Questi se sono evoluti, ragazzi, sanno fare di tutto, quindi fateci caso, gli UFO appaiono, scompaiono, quindi può darsi pure che hanno una sorta, sì, un frammento di origine vivente, un corpo vivente, sì. Quindi diciamo non è un asteroide, l'asteroide è fatto di ferro, nickel, capisci di queste cose qua, quindi non è un asteroide ragazzi, quindi è una cosa vivente, quindi questa è la cosa più preoccupante. Se era un asteroide, guarda, forse era meglio, diciamo un asteroide e va bene. No, neanche lui, no, nessuno lo sa perché queste sono solo le notizie, perlomeno per il momento, quindi questa è la notizia massima che siamo arrivati, quindi non possiamo, non è che non possiamo, non ci dicono più di tanto, quindi in effetti questa è la notizia, già questa qua già è segretissima, non la sa nessuno, ma non lo so, guarda, essere vivente non significa in effetti
che è un organismo, diciamo, vivente intero. Può darsi pure che sia una nave. Ma no, guarda, io ho detto pure io sta cosa qua, però questa fonte complottistica dice che un'invasione non credo, perché se lo volevano fare già l'avevano fatto. Io secondo me la cosa che più ho pensato, ragazzi, perché diciamo neanche questi qua che hanno dato questa notizia, sti ragazzi, non sanno più di tanto, quindi quello che io vi ho detto, quelli sanno pure loro, quindi può darsi che più in là riesco a sapere più cose. Stavolta ho saputo solo questa notizia, quindi non lo so, quindi è una fonte di origine sconosciuta. Purtroppo l'abbiamo mandata noi questa risposta nello spazio, ragazzi, quindi questo messaggio l'abbiamo mandato noi, questa è la cosa più brutta che io devo dire. In effetti non dovevano mandare con radiotelescopi alla ricerca di vita aliena fuori, perché vedi, se qualcuno poi prende il segnale e risponde, che fa, ragazzi? Automaticamente viene qua. Quindi giustamente questi diranno cosa volete in effetti, quindi anche loro hanno visto che ci sta una forma di vita, diciamo, umana qui da noi. Quindi il guaio lo abbiamo fatto sempre noi a finale, perché diciamo che, che il guaio è... Ma non lo so, grazie, guarda, no, il problema no, secondo me se vengono da qualche parte sicuramente ci hanno... No, no, penso che ci avranno il loro pianeta, quindi non credo che vogliono invadere il pianeta, che a che gli serve? Quindi secondo me arrivano da un pianeta abitabile pure loro. E non si sa, Marco, un oggetto alieno che non identificato, quindi in effetti Uknai Living Body significa corpo vivente sconosciuto, quindi non si sa, ragazzi, come corpo vivente sconosciuto può darsi che sia pure una nave aliena con gente dentro, quindi può essere pure questa. Quindi non posso dirti se è proprio una forma aliena proprio vivente oppure è un'astronave pieno di persone dentro, quindi non si sa, ragazzi. Ma può darsi pure che i Kame hanno avuto questa nostra, diciamo, noi abbiamo mandato questa qua per far vedere se ci stava qualcuno e loro dopo 87 anni hanno risposto, quindi in effetti è come se l'avessimo chiamati noi a questi, solo che ci hanno messo 7 anni per rispondere, quindi il radiotelescopio EP43C in Messico ha ricevuto una risposta dopo 87 anni. Ragazzi, già ho fatto di Apopis, come avevo detto io, già era una minaccia in effetti nel 2029 per il fatto che sì, però non è a scala mondiale, ma a scala locale, quindi farà diciamo, un danno dove colpirà in effetti, quindi non è che... mm, sì, male, ma su che canale sta andando lei? Più o meno il canale qual è? Sì, Astro, ma comunque dicono che è 340 metri, quindi non scatenerebbe neanche uno tsunami, dicono in effetti. Sì, ma è qui dove? Sul nostro canale qua proprio. Perché io non la vedo con la foto. Tu dici hanno messo la foto, però qua in diretta io non vedo nulla, vedo solo foto normali in effetti, quindi non lo so. Sì, ho capito qui, ma io non vedo. Da Elena, ok, vabbè, dopo blocco tutto io, non ti preoccupare. Non c'è problema, ci metto un secondo a bloccarla. Quindi diciamo ragazzi che così, quindi è un corpo che non sappiamo, sì ho capito, sì sì, non ti preoccupare. Quindi
non sappiamo di che natura è, quindi in effetti non possiamo dire nulla, ragazzi. Se saprei qualche altra cosa ve lo direi, purtroppo anche noi non sappiamo nulla, quindi è diciamo un casino un po', quindi dobbiamo attendere, spero che riusciamo a capire qualche cosa. Bravo, pensavo a pigliare la linea, questa è pure una cosa buona, grazie. Quindi secondo me farebbe una grandissima cosa. Sì, sì, il messaggio è arrivato dopo 87 anni. In effetti noi abbiamo mandato un segnale nello spazio e dopo 87 anni ci hanno risposto. Questi ci hanno risposto e stanno arrivando forse, quindi questo è il problema di questo, diciamo, problema che adesso sta sorgendo. Quindi il problema è proprio questo. Quindi dopo 87 anni, ragazzi, questi sono tornati, ma hanno visto che noi l'abbiamo chiamato e questi si sono imbarcati proprio, ragazzi. Quindi diciamo che sono venuti. Sì, 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 sì. Quindi diciamo che è questa qui la pura verità, in effetti, ragazzi. Quindi io non so più di tanto perché quello che sapevo, ragazzi, io vi ho detto. Quindi non è che io non voglio dirvela, è che in effetti non so più di tanto. Quindi è questa la cosa. Quindi non è perché io non vorrei dirvelo, però in effetti ci sta un oggetto che sta arrivando qua vicino alla Terra, oppure in direzione della Terra, è un corpo vivente, Jasmine. Quindi non sappiamo, sicuramente sarà di natura aliena perché dicono un corpo, un oggetto vivente, quindi penso che sia per forza di natura aliena, quindi non credo che sia di natura diversa. Quindi non sappiamo quando può arrivare, questo non lo so, ragazzi, quindi vi direi una bugia sinceramente, quindi che non posso dirvelo perché poi non lo so, quindi vi dico solo quello che so, quindi questo, quello che so, quello vi dico, quindi questo lo so, diciamo da fonti, da fonti, da fonti, per giustamente per non dire chi, perché giustamente è anche giusto tutelare chi mi dice queste notizie, quindi io ci tengo sempre a fare queste cose, quindi se qualcuno mi dice una notizia, posso dire come si dice il peccato, ma non il peccatore, quindi perlomeno vi ho detto la notizia. Quindi diciamo che è così, ragazzi. Guarda, io sto cercando tutti i video di Elena, ma io non trovo nulla, eh. Ma sicuro? Io già sto sul sito di Elena, ma non trovo quasi nulla. Se gentilmente mi dici il video. Sì, sì, Ale, ma quale video in effetti è? Perché io in effetti già ho visto i primi tre di Elena. Mm, e io non trovo nulla. No, no, ragazzi, io adesso c'ho la funzione che posso risalire all'IP, avete capito? Quindi se qualcuno sa dove sta il video, se me lo può indicare, perché adesso con la nuova funzione che ho posso, diciamo, trovare l'indirizzo IP della persona. Quindi se qualcuno trova qualche messaggio, oppure quello che mi avete detto, mandatemi. Sì, sì, se riesci a darmi dov'è, la becco l'IP direttamente dalla polizia postale, però mi devi dire esattamente del video dove sta perché devo trovare il video. Mi serve il video perché se riesco, sì, sì, però mi devi dire il video qua e dove ha commentato con questa foto. Quindi se mi dice questo io lo becco dalla polizia postale. Però devo avere prima la certezza, quindi non posso, sto girando da Elena ma non trovo nulla, ti dico la verità. Mentre sto parlando con voi sto girando su tutto il canale di Elena, però Astra è scomparso. Quindi ragazzi diciamo che è così in effetti.
Sì, ho capito, ma mi serve, diciamo, mi serve il video, perché sennò così, diciamo, non riesco a capirlo, capisci? È un problema proprio, vabbè. Però sta funzione che c'è nuovo, capi? Riesco a bloccarla direttamente sull'IP. Quindi, sì, sì, ragazzi, quindi se volete fare qualche domanda a Astro, Astro vi risponde, quindi potete scrivere qualche domandina. No, 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 Pasquale, no, no, allerta meteo, no, no, no. Diciamo che da domani incomincia un po' di aria fredda, quindi ho detto un po' di neve arriverà, quindi puoi stare tranquillo, non c'è nessuna allerta meteo perlomeno. Quindi, sì, sì, ho capito, Ale. Ma io non so perché ce l'ha con te, non lo so proprio, proprio mi manda dei messaggi pazzeschi su di te, non so il perché, ma non ti conosco a te, a parte su così, diciamo. Non lo so perché ti dice tante cose brutte su di te, non lo so personalmente. Forse ti conosce, non lo so, ma ti dico una verità, va sempre con te molto forti. Sì, 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 allerta meteo Napoli così, però ti dico che ho visto diciamo, sullo satellite e può stare sicuro che non ci sta nulla, quindi era per oggi e ieri l'allerta meteo, quindi non ti preoccupare, da domani ho visto già, diciamo, normale, quindi perché parla proprio male di te, non lo so. Allora, questa qui è una fonte molto vicina, diciamo, a fonti molto attendibili. E vabbè, io non posso dire se uno ci crede oppure no, quindi io non posso dire, eh, stiamo parlando che ci sta in arrivo qualche cosa vicino alla Terra che è in arrivo qua su di noi, quindi dicono che è un corpo vivente che sta arrivando, diciamo, vicino a noi. Purtroppo questo qui in effetti il radiotelescopio EP43C in Messico ha ricevuto una risposta dopo 87 anni. Quindi adesso si sta arrivando qualche cosa dal lontano spazio, un corpo vivente, quindi un corpo vivente sconosciuto. Quindi non sanno se è cattivo, se è buono, non sanno giustamente quando arriva un corpo. Sì, sì, parla, puoi scrivere mentre io parlo. Quindi non sappiamo se sono cattivi, se sono bravi, quindi neanche loro lo sanno, ragazzi. Loro hanno dato solo, anzi loro in effetti. Ma non lo so, dice sempre il fatto dei tuoi fratelli, che sei stata tu a fare quello lì. E non lo so, ma è sempre ripetitiva in effetti, sempre dice la stessa cosa. Da sempre la colpa ai tuoi fratelli, sorelle, che ne so, che sei stata tu a Rho, queste cose qua, ma cosa pazzesche, quindi non so perché ce l'abbia proprio con te. La fonte della notizia, Rosanna, è molto molto attendibile. Ti dico che sta molto molto sopra. Purtroppo però giustamente non si può dire perché ragazzi qua nessuno vuole passare un guaio perché parliamoci chiaro. Il satellite, in effetti del maltempo dici tu Jasmine, il satellite io l'ho controllato, in effetti ci sta un po' di diciamo freddo in arrivo, capisci? Ma nulla di più, allerte meteo no. Non si sa, Game, perché questo non hanno detto, capì? In effetti, pure là dove ci stanno, capisci a me, no? Anche lì tengono, diciamo, ognuno c'ha il suo compito, capisci? Quindi anche molto in alto, ognuno c'ha il suo compito, quindi si può sapere una notizia, però non è che ti dicono tutto, quindi diciamo qualche cosina ti dicono, quindi può uscire qualche frase, qualche cosa, però poi tutto il fatto non te lo possono dire. Quindi per,
Sì, sì, dice così, sì, non lo so il perché, non lo so, è una cosa ripetitiva, io non lo so, ogni volta mi manda un messaggio, sempre la stessa cosa, l'ha ripetuto secondo me, l'ho dato pure al giudice, l'ha ripetuto, ma secondo me 100-200 volte, non mi ricordo più, dice che sei stata tu, così, ma poi non lo so perché questa fissazione proprio. No, Pasquale, stiamo parlando di una signora che diciamo che da un anno e mezzo mi stalker, come si diciamo, mi stalkerizza, diciamo così, la parola è così. E durante i messaggi che mi manda parla pure di questa Ale che io non conosco in effetti, io la conosco solo così, leggo il nome ma non la so chi è, quindi però quando mi manda i messaggi, sì, sì, mi scrive sempre male di questa Ale che io ripeto la conosco per così, diciamo, non la conosco, quindi non lo so. Come pure di Domitilla, in effetti parla molto male, quindi ma pure Domitilla io non la conosco, cioè vi conosco Pasquale c'ha 15 denunce, non una. Quindi diciamo, non è che già l'ho fatto, figurati. Siamo usciti pure sui giornali qua a Salerno, figurati. Quindi ragazzi, la notizia perlomeno è questa qua, ci sta questo corpo vivente, diciamo che sarebbe in arrivo, quindi però purtroppo come ho detto ragazzi, non sappiamo proprio tutto tutto, quindi abbiamo detto quello che sappiamo, quindi in realtà questo sappiamo e questo abbiamo detto, se sapremo di più aggiorneremo la situazione, per ora è solo queste qui, quindi non sappiamo, quindi abbiamo detto la verità in effetti di quello che sappiamo, cioè non stiamo nascondendo nulla, quindi abbiamo detto questo, giustamente è così. Sì, sì, vabbè, frase, ma io non ci faccio proprio caso, quindi diciamo che a me non fa più nulla, in effetti non ci penso proprio. Voi avvocate, quindi diciamo che pensiamo a un'invasione. Chi dice che verranno qui come amici, poi ragazzi, poi non sappiamo veramente, quindi non possiamo dire sì, questo è un casino davvero, qua mentre parliamo di una cosa si fa un'altra cosa, quindi è sempre un casino. Ciao, master, tutto a posto. Quindi diciamo che è così, ragazzi, quindi ci sarebbe questa entità che sarebbe in arrivo, non sappiamo dove sta, se sta vicino, se sta lontano, se ci manca... Però come ho detto io, se diciamo... Sì, sì, è un casino, Astro, qua sempre... Sì, sì, allora no, 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 il giudice adesso farà la causa, in effetti la causa penale, in effetti la signora ha già violato le leggi, diciamo che non doveva più scrivere con me e mandare messaggi, quindi già ha violato l'ordine del giudice, quindi già adesso la condanna sarà molto più severa, in effetti, quindi penso che a breve, ragazzi, succederà. Bravo, fanno i mezzi pubblici a Roma. Vabbè, ma a Roma ci sono stato un sacco di volte. Quindi diciamo, ragazzi, la notizia è questa qua. Poi io, più di questo, diciamo, non siamo riusciti a capire. Quindi, poche parole, giustamente. Però il fatto è questo. Quindi, non vi posso dire arriveranno domani, fra 10 anni, fra 5 anni. Stanno qua. Quindi, che ve lo dico a fare? Non lo so. Quindi, vi ho detto quello che siamo riusciti a sapere. Già questo è troppo perché questo qua già sarebbe troppo. Quindi diciamo che la fonte è attendibile molto, ragazzi. Giustamente non possiamo dire qua, però vi posso garantire che la fonte è una delle più conosciute del mondo
e quindi penso che avete capito la fonte quale sia. Quindi l'unica che studia i pianeti, gli alieni e cose, l'unica più famosa è per forza quella lì che sapete voi. Quindi la notizia più o meno è attendibilissima. Sì, sì, l'ho visto un sacco di volte, visitato, solo che non mi piacevano, perché si mangiavano i topi. Quella è la cosa che proprio odiavo, in effetti. Mi piaceva guardare quel telefilm, però il fatto che si mangiavano i topi. Ma qua pasticcina, avvocate, tu vedi, sei sempre pasticcina da tutte parti, vedi. Avvocatello, ogni cosa che vedi, pasticcine, torte e cose. No, no, erano topi, avvocate. C'era pure Freddy Krueger, sì, stiamo a posto, stiamo. Ma veramente, Astro, qua è proprio un casino, veramente. Cose va trovando i pasticcini, chi erano dopo, qua pasticcini. L'attore. Vedevo i topolini che si ingoiavano, quindi non erano pasticcini, perlomeno secondo me erano, diciamo, bei topolini, quelli là, belli grandicelli. Vabbè, lo so, avvocati che erano finti. Lo so che erano finti, che non erano veri, però se i visitatori si mangiano dei topi stiamo a posto, quindi possono venire qua a Salerno perché la lungomare è piena, quindi possono venire. E come che lingua parla? Sto italiano, no? Se di Milano parla proprio italiano, no? Erano veri dopo mo, sì, sì, erano veri. L'attore si mangiava i topi. Ragazzi, a parte mo se vogliamo proprio andare proprio fuori tema, io ho visto orrori da gustare e quel pelato, se vi ricordate, penso che lo conoscete tutti quanti, andava in giro per il mondo a mangiare gli orrori. Quindi diciamo che a finale si mangiavano i topi arrostiti lì, non mi ricordo in che parte, o Giappone, Cina, non mi ricordo. Ciao, grazie. No, la notizia è breve, però sì, sì, in effetti ci sarebbe in arrivo un oggetto sconosciuto vivente. Non sappiamo che cosa sia, non sappiamo quando arriverà e che cosa è. Quindi questa è la cosa. Sì, siamo passati proprio dall'astronomia ai topi arrostiti, Astro, qua è proprio sempre così. Alla fine qua io parto per l'alluvione e alla fine facciamo con la cucina, finiamo. Quindi finiamo sempre diversamente. Il video è una cosa e poi ne arriva un'altra. Quindi oramai mi sono abituato, oramai. Io parlo degli alieni e poi escono i topi. Quindi parlo dei topi, arrivano gli alieni e stiamo sempre là. Sì, fra poco Avvocatelli incomincia con le torte, ma te lo dico già, mo Avvocatelli incomincia il dolce. Quindi diciamo che è un casino, astro. Ma se Avvocatelli incomincia a dire che vi avete mangiato, incomincia a dire no, il dolce e i biscotti. Poi se arriva quel Francesco che se n'è andato, non lo vedo più, incomincia a dire vabbè, allora devono arrivare, eccolo qua, ha parlato del diavolo, ha visto, spuntano le corna. Francesco dice vabbè, devono arrivare gli alieni, allora mo mangio e mi schiatto. Quindi mo Francesco dirà così, già lo conosco bene, dice ah, devono arrivare gli alieni, allora se devo morire voglio morire con la pancia piena, già lo conosco, vabbè Francesco. Lì l'avvocatello ci metti il cosci di pollo. Mo, Francesco dopo questa notizia qua dice ah, devono arrivare gli alieni, si mette in cucina, prende qualche coniglio dal congelatore e se lo mette a fare la cacciatore. Dice voglio morire con la pancia piena perlomeno. Sapendo Francesco. Sì, sì, così dice. E noi, Francesco qua, ah, verità, Francesco. Sì, sì, ideale, dice sempre così, è ripetitiva comunque. Francesco, cosa hai mangiato stasera? Ah, facciamo una scommessa, cosa hai mangiato stasera? Che hai mangiato, Francesco? Caccia fuori.
Ma per niente ci sta a dieta, ma vorrei, ma prepariamo degli spaghetti all'alieno. Pollo e patata, hai visto, Astro? Pollo e patata. Questo a Napoli è un pericolo, questo qua. Questo Francesco è un pericolo. Questi arrivano gli alieni, Astro, questo se li mangia, questo li fa a forno. Sono convinto che è... Oh, secondo me se arrivano gli alieni, secondo me questo li cucina. Sì, sì, questo secondo me lo mette nel forno direttamente. Dici, vedi un attimo qua. Sì, sì, quello è capace, Francesco. Dici, vieni un attimo qua, vedi cosa ci sta qua dentro. Quello si affaccia, lo chiude nel forno e lo butta dentro. Dice, ok, mi ha fatto l'alieno a forno. Francesco è capace. Dice, vedete, ci sta un guasto qua dentro, potete guardare un attimo. Francesco chiude il forno e dice, ah, oh, ah, fenomeno male. Però, Francesco, se io lo fai il forno, chiamami pure a me, mezz'ora, e vengo pure io. Sì, sì. Pippo Franco, leader alieno. Mamma che casino. Ma io, alieno fritto, dorato e fritto, lo impaniamo, che dobbiamo fare? Vediamo se la carne... se la carne è buona. Francesco, assaggi prima tu. Quindi fai tu la cavia. Quindi se siamo in tanti, assaggi e vabbè, mangiamo allora, prenotiamo un ristorante, Francesco. Portiamo l'alieno là e diciamo, cucinalo. No, oppure facciamo un'altra cosa, ragazzi. E purtroppo uno da assaggiare. Facciamo la conta, raga, a chi è da assaggiare? A chi esce il tocco, diciamo, facciamo la conta, a chi esce quello assaggia. Anche se dovrebbe assaggiare il padrone di casa, quindi Francesco come regola. Che fa? Ci invita ad assaggiare primissimo, no? Tiene l'anticorpo. E secondo te Astro ci dice l'abito con l'alieno? Non ci vuole più un bicchiere di vino? No, ma quello è Francesco è capace, casomai, eh. Francesco, allora, io e Francesco insieme, se abbiamo fame ci facciamo pure l'alieno a forno tranquillamente. Vedi, ci beviamo vino, Francesco, elimina gli anticorpi, quindi digeriamo l'alieno, quindi noi. Quello che aveste il nostro buoni polpi alla ruciana, già sta incominciando a camminare nel settore cucina, già sta andando alla cucina, Francesco. Mamma mia, mamma mia. No, è un modo di cucinare, non è chi è Luciano, dammi dilla. Non è che è una persona. Ma che casino, hai visto Astro qua come succede? Al finale notizia shock, gli alieni che arrivano, finiamo dolci, toper, stite, blatt. Mo, Astro, mo finiamo qua tutte cose, no? Tutti quanti in cucina dopo. Dopo che abbiamo, dopo che abbiamo terminato il video, già vi immagino vorrei stare nelle case di tutti, oh. Stanno tutti quanti dalla cucina a dire che mangia mangiare. Hai mangiato la minestrina, allora mo dove ne fame? Ricci di mare, quante ricci di mare ci vogliono per fare a me e a Francesco? Ragazzi, secondo me, per me e Francesco, avvocatello e quattronate, ci vuole magari un maialino. Un maialino bello croccante croccante, bello... Quello che ha visto, già che si va a fare un gimbo. Sai perché si va a fare il caffè, Astro? Perché ci è venuta fame e quindi ora si fa il caffè per non mangiare. Sì, già sta andando alla cucina, Giasmina, figurati. Francesco, secondo me sta con il cellulare in mano e sta mangiando. Fai sempre che Francesco di ferro, sei di ferro.
parliamo di alieni, a te dove ne famo? Silvestro, qua si parla solo di alieni e qua viene fame. Figurati se parliamo di mangiare qua. No, no, ragazzi, il prossimo canale che aprirò più in là, ho deciso, faccio un canale solo cucina, quindi fare un canale qua solo, diciamo, queste cose qua. E poi devo fare un canale più in là solo cucina. Astro che scrive tutto milanese, no? Napoletano, milanese, non si capisce proprio niente. Sono un mistero. Vabbè, no, a parte ho detto faccio un altro canale. Non è che questo lo tolgo. Bravo, no, quell'altra. Belina, sedete sulla cadrega, sulla sedia. Cadrega significa in sardo sedia. Madonna, che se ne stavo a baule. Ma io stavo proprio grave, proprio un canale proprio. Ah, non lo sapevo, Astro. Io so che è sardo perché c'è un amico sardo e cadrega significa sedia, quindi non lo sapevo che anche in milanese significa sedia. Guarda, tu ti immagini, oh, Marco, tu ti immagini uno viene vicino a me, Franci, e dice, oh, mi porta una cadrega, e chi ci porta? Bravo, facciamo festa tutta la notte, vai. Chi ti sta attaccato alla tavola, mamma. Allora, mamma mia, non si capisce niente, Astro, io vedo solo i commenti che volano. Grazie, devo dire, Giuseppe è tornato, sì, anche Milano che ci porti tu. Vabbè, ragazzi, comunque torniamo all'argomento principale, quindi, che non si capisce proprio niente, stiamo proprio fuori porta, è arrivata. La prossima volta scrivo alieni e cucina, faccio prima, faccio. Cadrega, con la G. Allora, ragazzi, il problema è questo, quindi riportiamo tutto alla normalità. L'uomo magnamiez, i da mangiare. Quindi diciamo che ma no, non ce la faccio, proprio quasi disperato sto canale, proprio quasi disperato. Partiamo da maltempo e finiamo con mangiare, partiamo con mangiare e finiamo con. Torniamo all'astronomia. Se ne è finito pure l'alieno, brava. Allora, ragazzi, questo oggetto che sta arrivando, non sappiamo dove sta, se è già arrivato qui oppure no. Quindi questa è una risposta che è stata ricevuta dal radiotelescopio. Quindi dopo 87 anni, quindi non sappiamo questi che cosa sono, che cosa vogliono e niente meno sappiamo nessuno. Mi bussa alla porta, chi è? Era alieno, state accorto. Oppure la signora, Francesca, sta accorto sia la signora, loco, ma chi è voluto a te forse? Guarda in due spioncini. E diciamo ragazzi che l'oggetto è stato individuato e diretto che si dirige verso la Terra. Quindi è caduto un pezzettino a Odessa, quindi si tratta di ipotetico voglio pagare il tasso. Non si sa se diciamo è un ipotetico attacco alieno oppure questi sono amici, quindi ragazzi non lo sappiamo. Quindi questo detrito in effetti è di materiale sconosciuto, però è vivente, quindi è un oggetto vivente, quindi non sappiamo corpo vivente sconosciuto. Non era per Francesco, sta a signora alla corretta.
No, questo è arrivato dal radiotelescopio EP43C che si trova in Messico. No, è arrivato, diciamo, da questo radiotelescopio che ha ricevuto una risposta dopo 87 anni, quindi come se gli alieni ci hanno risposto dopo 87 anni. Capisci? Quindi è una risposta che noi, è una cosa che abbiamo mandato noi 87 anni fa e che è arrivata adesso, capisci? Quindi è una cosa vecchissima che solo ora è arrivata. Quindi è questo il problema. Ora dobbiamo vedere questi come viaggiano, a che velocità, se fanno velocità della luce, se curvano lo spazio-tempo. Quindi diciamo non si sa ragazzi. Quindi se vanno alla velocità della luce ragazzi dovrebbero stare qui tra 87 anni. Perché viaggiando alla velocità della luce quindi biegherebbero 87 anni se hanno risposto ora. Però dobbiamo vedere come viaggiano loro se invece usano vabbè, un casino qua. Quindi loro credo che viaggeranno più veloci della luce, quindi non credo che viaggiano, penso che riescano a fare qualche wormhole, diciamo, a sfruttare qualche curvatura dello spazio-tempo, quindi penso perlomeno se sono, arrivano da lontano, questi hanno una tecnologia spaventosa, quindi penso. Sì, sì, è una notizia attendibile, sì, sì, è molto molto attendibile. Quindi non è che io me la sono inventata, ragazzi, figurati se mi metto a stare qua a dire tutto questo casino. Facevo un altro video, no? Ne faccio tanti. Vedi, leggete il commento di Joe. Italo, da via. Io vedo la luna, ragazzi, se mi affaccio, quindi. In effetti, vogliamo vedere che cosa ci sta fuori, ragazzi. Passiamo da qui a qui. Ecco qua, ragazzi. Quindi, ecco qui quello che vedo io. Una bella luna, ragazzi. Eccola qua. Perlomeno è quello che vedo io. Quindi, UFO, perlomeno, ragazzi, qua non ce ne sono. No, è la luna MG. Quindi, perlomeno che quella sia la luna. Quindi, siamo passati dal computer direttamente alla facciata. Quindi, qualcosa fuori c'è. Sì, la luna, in effetti. Sì, sì, ma fagliela dire, guarda, noi stiamo parlando, quindi fagliela dire in effetti, quindi non è un problema. Ecco qua, l'ho ingrandita giusto un poco, ragazzi, giusto per farla vedere. Astro Gio, la potete dire, scrivete direttamente, ragazzi, non pensate a noi che parliamo, quindi potete scriverla direttamente, vedete la luna, ragazzi. Quindi qua, no, io vedo bianco veramente. Ho fatto un ingrandimento, però non è verde. Eccola qua adesso, torniamo normali. Verde no, ragazzi, verde in effetti è questo passaggio qui, guardate. Poi se faccio così, naturalmente, eccolo qua, ragazzi. Sì, sì, li leggo, ma non riesco a capire quale ale, capisci?
perché quella butta a imbrogliare, capì? Quindi è capace che dopo blocco l'account male, capì? Quindi non voglio avere paura di sbagliare. Sì, sì, è tutto vero, sì, sì, non sto scherzando, ragazzi. Come ben sapete, io non scherzo mai su queste cose, poi quando faccio i video di terremoti e tutto, sì, sì. E di fatto il mare sta là solo che non si vede. In effetti sta sopra la luce, guarda uno, guarda che mare. Io 43. Bello tranquillo, tranquillo, quindi come vedete ragazzi qua non c'è nessuna allerta media, quindi Napoli sta qua ragazzi, da questo lato qui, quindi come potete vedere non è che sia nuvoloso pure, e invece da qua si scende per la Calabria, diciamo da questo lato qui, quindi penso che il cielo è limpido ragazzi, la luna si vede, quindi non ci sono nuvole, perlomeno a Salerno, eppure il lato di Napoli è così, quindi non credo che... Mamma mia, che casino, ragazzi, mamma mia. Astro, ma ci sei? Dillo tu, Gio, dillo tu. Io sto qui solo a vedere i commenti. Dillo tu. Io sto aspettando che lo dici, dillo. Intanto faccio vedere la luna ai ragazzi. Ma a Napoli, Francia, dici tu? Ciao Alessandro. Vedete ragazzi, la notizia ve l'ha detta Gio, è stata data da Astro a me su Telegram, quindi mi raccomando di non divulgare questa notizia, quindi è stata detta da Astro, Astro sta lavorando quindi per certe persone, quindi cerchiamo di non metterlo diciamo in pasticci, diciamo così, quindi è meglio che rimane fra di noi, quindi è meglio che rimane questa notizia fra di noi, quindi è meglio che giustamente lui già ha detto questa cosa, anche se come regola non poteva dirla, però se rimane tra noi, quindi non c'è problema, quindi è un segreto che rimane fra quelli del canale, diciamo così. Quindi l'ho ricevuta ieri e stasera, perciò ho detto vabbè, lo faccio alle 9 di sera perché così ci sta più gente in linea e buonanotte, solo per questo ho fatto così. Se no l'avrei fatta ieri sera, ma era già tardi, erano le 10, 10 e mezza, poi non ci stava nessuno. Vabbè, AMG, puoi riguardare il video di nuovo. In effetti abbiamo parlato di un oggetto sconosciuto, vivente, che sarebbe in arrivo. Quindi sì, quindi la fonte è attendibilissima, però
giustamente dobbiamo tutelare anche il nostro amico che lavorando per quelle persone deve essere tutelato, quindi sì, sì, quindi dobbiamo anche tutelare le persone che dicono queste cose, anche se come regola non dovrebbero. Quindi solo questo vi chiedo al finale, abbiamo saputo questa cosa, quindi però evitiamo giustamente di dire chi è. Vabbè ragazzi, dai, vi auguro buona serata a tutti. Ma non lo so, io non ho, diciamo, non capisco più niente, ragazzi. Io sono di Siano, quindi non si capisce nulla. Troppi account che passano uno dopo gli altri, uno che dice una cosa, l'altro dice un'altra, non si capisce proprio nulla. Vabbè ragazzi, buonanotte a tutti e ci sentiamo domani, dai. Quindi chiudiamo così perché anche stiamo in confusione, devo vedere un attimo questi account che si sono susseguiti. No, 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 devo bloccare questi account che non si capisce, sì, sì, non si capisce quale è mio, quale è suo, quale è quello di... un casino stasera. Quindi devo trovare subito l'indirizzo IP di questo falso. Ciao a tutti ragazzi, dai, ciao.